38 persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione congiunta tra polizia e carabinieri che ha sgominato un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico a Catanzaro. In manette sono finiti gli esponenti di una banda costituita prevalentemente da persone di etnia rom che da molti anni controllano il mercato della droga nel capoluogo calabrese. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni oggi a Reggio Calabria per partecipare all'insediamento del nuovo direttore dell'Agenzia per i beni confiscati, Giuseppe Caruso. Successivamente Maroni ha presieduto la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta in prefettura. Verso una soluzione il problema del pascolo selvaggio a Cotronei che crea disagi e danni ai cittadini dell'intera comunità del centro del Marchesato crotonese. Stamani l'europarlamentare del PD Pino Arlacchi ha incontrato il prefetto di Crotone Vincenzo Panico, dal quale ha avuto rassicurazione che il fenomeno sarà debellato. Sul tema si è tenuto ieri sera un consiglio comunale in località Rivioti del paese. Le ragazze finaliste di Miss Italia nel mondo, dopo aver fatto tappa a Crotone e Catanzaro, hanno visitato ieri pomeriggio i famosissimi Bronzi di Riace, collocati momentaneamente nella sede del Consiglio regionale di Reggio Calabria, perché in fase di restauro. Incontro anche con Francesco Talarico, presidente del Consiglio regionale,